lei oggi è tra quelli che hanno stappato lo champagne o è più, come dire, un atteggiamento più mesto? Guarda, innanzitutto io e Berlusconi ci troviamo nella stessa situazione, siamo tutti e due extraparlamentari. Siete molti. Siete fuori. Però le posso assicurare che io sto facendo politica come prima e più di prima, e quindi quelli che pensano che messo fuori Berlusconi dal Parlamento e finiti c'è una nuova era, una nuova cosa, è tutta da giocare la partita e si giocherà le prossime elezioni. Io, se permette, non vorrei parlare di Berlusconi di ieri, vorrei parlare da oggi e da questa visita al Capo dello Stato che è stato fatto da Forza Italia. Che succede? Io ritengo che bene ha fatto Forza Italia ad andare dal Capo dello Stato, ed era un dovere, bene ha fatto il Capo dello Stato a riceverlo, perché qui c'è un governo in questo momento che non ha quella maggioranza che l'ha votato, e questa idea che i numeri ci sono è un'idea truffaldina, perché una cosa sono i numeri, un'altra cosa è il programma di governo. Io vorrei sapere qual è il programma di governo che questa nuova realtà si accinge a portare avanti, perché a me cittadino non interessa che ci sono i numeri in Parlamento, ma faccio solo un esempio, ma lo lancio solo, ma spero di poterlo riprendere. Per esempio, Alfano ieri ha detto in modo molto chiaro: adesso è tempo di riformare la giustizia. Ha detto Letta, adesso è tempo di riforme. Sì, ma quali? Come? Cosa? Voglio dire, dobbiamo rivedere le tipologie di reato, sono d'accordo. Le responsabilità dei magistrati, sono d'accordo. Dobbiamo fare l'amnistia all'indulto, non sono d'accordo. Allora, diteci che volete fare con questa nuova maggioranza, se no che l'avete fatta a fare per voi, per stare a scaltare poltrone. Allora, ma c'è davvero il rischio di un arresto, di un possibile arresto di Silvio? Rispondo senz'altro, anche se mannaggia mi sarebbe piaciuto parlare del voto segreto e voto palese, perché io ritengo che il voto palese, ma ne parliamo dopo. Sì. Torniamo alla libertà provvisoria. Sì. Vi avrei sorpreso su questo. Torno sulla custodia cautelare. Sul piano teorico tutto è possibile, ma credetemi, non c'è una possibilità, se non perché lo vuole fortissimamente Berlusconi, per andare in galera. Non ci può tecnicamente essere. Perché? Perché i processi o sono in stato avanzato e quindi la prova è già acquisita, o sono già definitivi. Lui è ultra settantenne, quindi è inimmaginabile, è pura teoria immaginare che lui vada in galera. C'è un caso per cui può andare in galera, cioè l'inquinamento probatorio. Ecco, se io potessi parlare da amico a Silvio Berlusconi gli direi: Silvio, stai attento, stavolta non andare a comprare testimoni. Bene, grazie a tutti, grazie a tutti. Io mi auguro che lei lo vada a trovare, Silvio Berlusconi, ad Arcore, gli dia 2 consigli. C'è Montenero di Bisaccia, io sto coltivando il terreno, quindi voglio dire, se vuol darmi una mano. Grazie.